Ricominciamo sicuri. Da domani, 18 maggio, riaprono molte attività. Ecco le linee guida anche in Regione Lombardia. Ecco l'elenco delle attività che apriranno domani: ristorazione, stabilimenti balneari e spiagge, strutture ricettive, servizi alla persona come parrucchieri e estetisti, commercio a dettaglio e agenzie di viaggi. Apriranno anche il commercio a dettaglio su aree pubbliche, supermercati, le fiere, i posteggi isolati e attività in forma itinerante. Apriranno anche uffici aperti al pubblico, la manutenzione del verde, musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali. Inoltre apriranno anche attività dedicate alla montagna, per professionisti della montagna e autoscuole e scuole di vela. Ecco le attività nel dettaglio. Allora, la ristorazione. Le prescrizioni da prendere e le misure da prendere sono appunto la mascherina, distanza interpersonale, la misurazione della temperatura ai dipendenti, ricordiamo l'igiene delle mani e o i guanti e la misurazione della temperatura ai clienti dei ristoranti. Inoltre le raccomandazioni. Le raccomandazioni sono misura temperatura clienti e fornitori e il questionario sempre sulla app Allerta LOM. Stabilimenti balneari e spiagge. Prescrizioni anche in questo caso: mascherina, igiene delle mani o guanti, distanza interpersonale importante, misurazione della temperatura ai dipendenti. Le raccomandazioni anche in questo caso sono sempre la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e il questionario da compilare sulla app Allerta LOM. Apriranno anche molte strutture ricettive. Le prescrizioni anche in questo caso sono immancabile la mascherina, immancabile igiene mani e guanti o guanti, la distanza interpersonale, la misurazione della temperatura ai dipendenti e le raccomandazioni da tenere presente sono la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e la compilazione del questionario sulla app Allerta LOM. Aprirà anche tutta quella fascia di categorie dedicate al servizio alla persona, per cui gli acconciatori e gli estetisti per esempio. Le prescrizioni anche in questo caso sono la mascherina, la distanza interpersonale, l'igiene delle mani e o i guanti e la misura della temperatura ai dipendenti. Le raccomandazioni sono sempre la misura delle temperature e della temperatura ai clienti e ai fornitori e il questionario sulla app Allerta LOM. E abbiamo anche tutte quelle categorie di commercio a dettaglio in sede fissa o agenzie di viaggi. E in questo caso le prescrizioni sono anche qui la mascherina, l'igiene delle mani o i guanti, la distanza interpersonale e la misurazione della temperatura ai dipendenti. Le raccomandazioni sono la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e il questionario sulla app Allerta LOM. Apriranno anche tutte quelle strutture dedicate al commercio al dettaglio su aree pubbliche, cui mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante. Le prescrizioni sono la mascherina, la distanza interpersonale, l'igiene delle mani e i guanti o i guanti, la misurazione della temperatura ai dipendenti e mi raccomando, le raccomandazioni non mancano mai, sono la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e il questionario sulla app Allerta LOM da compilare. Da domani, 18 maggio, apriranno anche uffici aperti al pubblico, per cui le prescrizioni sono sempre mascherina a distanza interpersonale, igiene delle mani e o i guanti e la misura della temperatura ai dipendenti e le raccomandazioni, come sempre, la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e la compilazione del questionario sulla app Allerta LOM. Apriranno anche tutte quelle categorie del verde, ossia la manutenzione del verde. E le prescrizioni anche in questo caso sono la mascherina, la distanza interpersonale, l'igiene delle mani e o i guanti e la misurazione temperatura ai dipendenti. Le raccomandazioni sono la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e il questionario sulla app Allerta LOM. Da domani 18 maggio apriranno anche musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali. Prescrizioni: mascherina, distanza interpersonale, igiene delle mani e o i guanti e la misura della temperatura ai dipendenti. E le raccomandazioni, come al solito, sono la misurazione della temperatura ai clienti e ai fornitori. Da domani apriranno anche tutte quelle attività dedicate alla montagna, che rientrano nella categoria professioni della montagna.
Per cui anche qui le prescrizioni, mi raccomando, sono la mascherina, distanza interpersonale, igiene delle mani o e i guanti, la misurazione della temperatura ai dipendenti. E le raccomandazioni, come sempre, misurare la temperatura ai clienti e ai fornitori e compilare il questionario sulla app Allerta LOM. Da domani apriranno anche autoscuole e scuole nautiche e anche in questo caso le prescrizioni sono la mascherina, igiene delle mani e o i guanti, la distanza interpersonale, la misurazione della temperatura ai dipendenti e le raccomandazioni, come sempre, la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e la compilazione del questionario Allerta LOM. Domani riapre l'Italia, per cui ricordiamo a tutti, ricominciamo sicuri e pronti partenza Lombardia.